Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas, del DASOE e dell'assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a degli ospiti con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando in quali casi non sarebbe necessario recarsi nelle strutture di altre regioni. Sono qui con me in studio per discutere di urologia il professor Vincenzo Ficarra, benvenuto. Grazie. Professore ordinario di urologia all'Università di Messina, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina, e il dottor Gianfranco Savoca, benvenuto. Grazie, buongiorno. Direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ARNAS civico di Palermo. Abbiamo detto che appunto ci sono dei casi in Sicilia che non prevederebbero e non vedrebbero la necessità di spostarsi fuori in altre regioni per interventi o per dei pazienti che devono sottoporsi a delle cure. Qual è, per quanto riguarda l'urologia, la situazione attuale? È ancora necessario, comunque sarebbe necessario andare fuori per sottoporsi ad cure specifiche? Ma io credo che di poter dire senza remore che oggi l'urologia siciliana è un'urologia di primo livello. In moltissimi centri è disponibile una tecnologia all'avanguardia, è una esperienza da parte degli operatori di grande rilievo. Peraltro è molto importante anche l'attività, diciamo, scientifica e di confronto a livello di società scientifica che in Sicilia si fa, per cui conosciamo sia io che il dottor Savoca molto bene la realtà anche delle aree geografiche in cui non lavoriamo personalmente, per cui devo dire che oggi la Sicilia offre quasi tutto quello che è necessario avere per avere una buona copertura nelle terapie in ambito urologico. Ripeto, sia in termini di innovazione tecnologica sia in termini di conoscenza della professione. Tra l'altro entrambi appunto avete avuto esperienze, vi siete formati ma avete avuto esperienze fuori dalla Sicilia per diverso tempo, quindi potete fare un confronto. Entrando un po' nello specifico, quali tecniche adesso comunque da un po' di tempo vengono messe in pratica? Allora, sicuramente il professore Ficarra ed io abbiamo un'esperienza maturata nelle regioni del nord, del nord-est, quindi un'esperienza comune. Poi abbiamo deciso per ragioni professionali di rientrare, quindi abbiamo messo, diciamo, la nostra expertise a disposizione dell'utente siciliano. Come noi, tantissimi altri professionisti sono rientrati, altri sono formati in loco. Devo dire che adesso c'è una scuola locale. Quello che posso dire sicuramente è che oggi la tecnologia in Sicilia è presente esattamente come nelle regioni italiane più a nord della Sicilia. Parliamo di laparoscopia, parliamo di robotica, parliamo di tutte quelle possibilità di terapia a 360 gradi. Non è nuovo la realizzazione di un PDTA siciliano, cioè un percorso diagnostico terapeutico che la regione siciliana ha voluto e nel cui tavolo tecnico eravamo presenti esattamente il professore Ficarra ed io come urologi, in modo tale da offrire al paziente che si cura per esempio per tumore della prostata un'omogeneità di trattamento e anche di terapia. Esiste un portale web dove qualsiasi di noi può inserire i dati di tutti i pazienti, per cui se un paziente si opera a Palermo al civico del dottore Savoca ma poi si trasferisce a Messina per altri motivi, può essere seguito perfettamente dal professore Ficarra esattamente con gli stessi criteri, e si può accedere a questo portale per recuperare i dati. Secondo me è una cosa, diciamo, molto bella per la Sicilia, perché non solo possiamo trattarle con una tecnologia avanzata, ma possiamo anche seguirle in maniera accurata e precisa. Certo, anche dal punto di vista del paziente che portava prima fisicamente cartelle, documenti, eccetera, poi invece c'è una forma di collaborazione, in questo è tutto anche più snello e più veloce. In termini di tecniche, dicevamo, oltre quindi all'esperienza, c'è anche una tecnologia messa al servizio, al vostro servizio, di cui dispongono le strutture, quindi possiamo sfatare il luogo comune che bisogna andare fuori perché
oltre al professionista ci sono anche mezzi all'avanguardia, dicevamo in Sicilia, quindi disponete di tecnologia robotica, tecniche mini-invasive, no? Di cosa si parla in questo senso? In primo luogo, secondo me è importante dire che in Sicilia ci sono dei professionisti validi, perché la tecnologia nelle mani di professionisti non validi non sarebbe altrettanto efficace. Quindi la cosa che ci tengo a dire è che oggi ci sono delle professionalità importanti in ambito urologico regionale. Ci sono 3-4 robot in Sicilia. La chirurgia robotica rappresenta probabilmente dal punto di vista tecnologico il massimo in ambito urologico in questo momento. Diciamo che il 90% della nostra attività in ambito di chirurgia oncologica o di chirurgia ricostruttiva è diventata chirurgia robotica, affiancata ovviamente dalla chirurgia laparoscopica, che è un po' meno costosa, per cui in qualche caso viene utilizzata anche per mantenere un approccio mini-invasivo ma limitare un po' i costi, e quindi queste tecniche sono assolutamente disponibili quantomeno nelle principali città della regione, e i robot sono in mano a persone esperte che hanno come me, come Gianfranco, come altri maturato la loro esperienza all'estero o appunto in centri del nord Italia. Ma abbiamo a disposizione anche tutta una tecnologia, diciamo, una tecnologia laser per i trattamenti dell'ipertrofia prostatica, e tutta la tecnologia della endurologia che oggi consente di trattare i calcoli in maniera innovativa e in maniera assolutamente mini-invasiva. Per cui il concetto secondo me è che oggi i pazienti siciliani hanno la possibilità di essere trattati, di poter essere curati bene in Sicilia. Poi è ovvio che chi preferisce altri lidi può farlo, però è importante ribadire che c'è la possibilità di essere curati bene e adeguatamente nella nostra regione. C'è anche qualche caso, le viene in mente una famiglia appunto diciamo la famiglia, diciamo di una serie di patologie che sicuramente il carcinoma della prostata, che è il tumore più frequente nell'uomo, è sicuramente la patologia che viene maggiormente trattata con la chirurgia robotica, ma non possiamo non considerare il tumore del rene, per esempio, dove la robotica o la laparoscopia la fanno assolutamente da padrone, il tumore della vescica. Tutta l'oncologia e la patologia ricostruttiva è sicuramente una patologia che si presta benissimo, la robotica o laparoscopica. Ricordiamo a chi ci sente che la laparoscopia, o meglio, che la robotica non è altro che una laparoscopia avanzata. Non è che la robotica è un robottino che opera da solo. un sostituto. Come ha detto il professore Ficarra poc'anzi, se il chirurgo non sa operare, la robotica non vale niente. Quindi il professionista che sa fare la laparoscopia dà alla robotica un aiuto e un miglioramento nei suoi movimenti manuali, ma di fatto chi conduce è sempre la mano del chirurgo. Quindi la laparoscopia e robotica devono prevedere un professionista alle spalle, un chirurgo che sappia operare. Tra l'altro di recente, era lo scorso 15 marzo, è partita un'iniziativa legata alle patologie prostatiche. È partito questo portale di cui ho parlato poc'anzi, ed è attivo anche se ci lavoriamo da più di 3 anni, e quindi dal 15 marzo stiamo inserendo tutti i pazienti all'interno di un portale unico, ma la cosa secondo me fantastica di questo portale è che tra qualche anno, e professor Ficarra è un maestro in questo, avremo dei dati importanti, cioè avremo dei dati da cui estrapolare come viene curato il paziente siciliano affetto da tumore della prostata, e si possono anche tirar fuori dei lavori scientifici. È un più per quanto riguarda il trattamento della patologia, insomma. Bene, quindi sicuramente abbiamo confermato un po' quello che dicevamo in apertura, ovvero il fatto che ci sono delle evidenze legate al fatto che non occorrerebbe recarsi altrove. Poi è chiaro che
per quanto riguarda poi dei limiti di sistema legati spesso alle strutture, eccetera, quelli poi sono dei discorsi a parte, però per quanto riguarda invece la possibilità di affidarsi a dei professionisti esperti che dispongono di strumenti sicuramente all'avanguardia, questo è un dato di cui si può affermare. Grazie mille allora ai nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a voi. E grazie soprattutto a chi ci ha seguito per l'attenzione.